Guarda, mi faccio i selfie come le zoccolette. Al cesso. Oh, sto provando a tirar via. Li ho quasi finiti tutti i biadesivi. Porca miseria, una roba infinita. Dopo qua volevo anche quasi quasi, dopo averlo ripulito, dargli una verniciata a questo, quasi quasi. Sì, una riverniciatina di bianco glielo darei. Dopodiché devo passare con la colla a caldo nelle piccole crepette della doccia, o comunque sì, che non voglio ci sono infiltrazioni in giro. Ah, qua un altro cancro, sono infiniti. Allora, vedi acqua rasa. Ecco. Che cazzo mi sono straccetta là? Passiamo, l'imbombiamo di acqua rasa. Questo è il canto dell'acqua rasa. Non fa rima, ma va bene lo stesso. Ok, anche qua è rimasto qualcosetta. Praticamente tu passi col pennello con l'acqua rasa, fai agire un po' di secondi, macello di nuovo, porca troia. Fai agire un po' di secondi e dopo di cattiveria, cattivo, così, Dio, eccola, un po' qua, cancaro, ok, porca troia, no, un altro qua, porca troia, quanti cazzo ce ne sono, un altro qua ancora, e un altro qua ancora, ma vaffa. Questo è il mio bellissimo sacco per la biancheria che mi ha regalato la nonna. Guarda, stupendo, cazzo, stupendo, bellissimo, un po' gay. Qua piano piano fa così, ci vorrebbero 2 mani, ma adesso ho la macchinetta in mano. Comunque gli fai i bordini sempre piano, a colpetti, vedi che si alza sotto, vedi? Adesso forse bisogna mettere un altro po' più di acqua rasa, dopodiché vedi lui continua a alzarsi e viene via quasi tutto, quasi. Minchia, c'è da spagarsi nei coglioni, c'è carta adesiva e biadesivi dappertutto, altro che triellina qua, lanciafiamme, Dio cazzo, mamma mia. Ma il water lo faccio rapido, tanto sto iniziando un po' qua, un po' alla volta, dopo tolgo e rivernizzo. Boh, pulito, sgrassato, acquarazzato e adesso fa un po' sigillo. Rifare il cesso è un po' dura, però un po' alla volta. Il lavandino lì resta da cambiare, prima o dopo devo trovarlo. Il mobiletto qua penso di riverniciare anche quello, sì, senz'altro. Qua devo togliere la carta anche qui. Poi tutte queste fessure qui le metto la colla a caldo, così isolo tutto. Allora, qua sotto c'è il degheio, perché quella è vernice scrostata, quindi sto pensando al limite di riverniciare e dopo prenderci qualcosa, no, lascerei anche bianco, è un pezzo alla volta perché è lunga qua, Ecco. Ma qua potrei metterci la carta quella color legno, tipo questa. Devo andare a prenderla, potrei andare anche adesso. No, l'1:18 chiuso.
Buondì, che bello, c'è la pioggerellina, cioè ti senti così riparato dentro al camper, al calduccio, è proprio una bella sensazione perché la senti tutta proprio. Comunque sì, no, non è questo devo dirti, ma devo farti vedere cosa mi sono inventato per la scrivania, ho cambiato idea per l'ennesima volta, no? Adesso vediamo se ti può piacere. Allora, so che sembra esagerato, però qua effettivamente non è che c'è proprio poco spazio, perché se tu ti siedi e ti metti dritto, no? Vedi qua, cioè io che sono magro ci sto alla grande, ma soprattutto le braccia, vedi, una volta appoggiato le braccia stanno così, quindi vado molto bene a lavorarci. Certo, la gamba lì è che adesso c'è anche poca luce perché è sera e sta cazzo di macchinetta fa tutto scuro. Comunque la gamba qui del tavolo ovviamente va spostata più al centro. Qua adesso, ciao cane, c'è troppo spazio, quindi la tavola verrà sostituita da un'altra scrivania e arriverà più o meno qua allo stesso, anzi io direi qua, ecco. Abbiamo detto la gamba va più al centro e poi qui, anzi sarà qui perché è di questa larghezza la nuova scrivania, da qui circa inizia a fare un archetto sopra quel cuscino più o meno e si congiunge qua al gavone. Su questo archetto ci fisso due portapenne che mi servono per mettere le penne piuttosto che le pendrive, altre robette, e sotto dei supporti per infilare gli hard disk esterni. E la ciabatta e la corrente invece verrà fissata sotto la scrivania. E cosa bella, ho trovato la ciabatta che ha per ogni presa della corrente, dovrebbe essere 6 prese, sì, per ogni presa all'interruttore, così posso attaccarmi gli hard disk esterni e quando non li uso posso spegnere l'interruttore, mi riserva e riaccendo l'interruttore. Sono in USB, quindi il sistema li rileva subito, non è un problema. E un hub alimentato, un hub USB alimentato che serve per collegare più periferiche al PC, che in questo caso sarà il Surface, che è una specie di tablet. Quindi al tablet gli arriva una sola USB, però puoi attaccarti vari dispositivi. Questo qui però lo prendo alimentato, così significa che ci sia il tablet o non ci sia il tablet puoi caricare 5-6 dispositivi USB, tipo la sigaretta elettronica, la macchina fotografica, che altro cazzo c'è ancora, la torcia, c'è un po' di robetta e ogni volta divento matto col discorso dell'USB. Quello lì me li attacco tutti lì con dei cavetti corti e via, siamo a posto. Ah, ecco, sì, è la cosa più importante che non ho detto. E il monitor, ho deciso ci va un solo monitor qui per il computer, viene messo proprio in questa posizione, verso di qua, così ho la mia bella bicicletta. E il monitor lo tolgo e lo metto ogni volta. Qui al centro circa gli farò un passacavi, così viene fuori il cavo di alimentazione e la presa VGA del monitor, che restano sempre qui, bene o male non danno fastidio. E sotto qui una specie di mini mensoletta per infilarci la tastiera, che tanto è senza fili, cioè un attimo, tu la prendi, quando hai finito la infili qua sotto, tac, e via, la ritiri fuori quando serve, spacca tutto. E stessa cosa di qua per il Surface, che è una specie di tavoletta alla fine, cos'è, un 12 pollici, un 10 pollici, lo infili qui con qualcosa, magari con un po' di bordino rialzato che sai che in corsa non ti svoli via, idem per la tastiera, cioè nella mensoletta basta 1,5 centimetri di bordino, insomma, in modo che muovendoci non mi perdo i pezzi. Credo di avertelo descritto tutto. Sì, dovremmo esserci. Ecco, questa è l'idea della mia scrivania. Il colore, che adesso è scuro, vabbè, non lo vedi, comunque più o meno, vabbè dai, si vede, più o meno questo marroncino qui, quello chiaro, e nient'altro direi. Non è un lavoro che farò presto, però insomma è da fare. Ah, ecco, sì, per quanto riguarda il discorso audio, per il momento ho queste cuffie qua che hanno anche il microfono integrato, vado bene per mandare i messaggi audio, WhatsApp e per fare le telefonate, ma contavo di mettere appunto quelle casse che già ho del PC
E il subwoofer vabbè, problemi zero, va per terra, in più lo puoi anche spostare se devi pulire, quindi quello non è nessun problema. Le casse credo che in qualche modo le fisserò a testa in giù nel... Sì, perché far troppo passaggi di cave poi è una schifezza, cioè non voglio pastrocchiarlo troppo, cioè un conto è accessoriarlo, un conto pastrocciarlo, quindi le casse in qualche modo a testa in giù sotto la scrivania, cioè un qualcosa mi invento per le casse, su quello non c'è dubbio. Per le altre cose da fare, per gli altri lavoretti, aggiornamento di gennaio, cosa resta? Per gli altri lavori che restano da fare, allora in ordine cronologico ovviamente cash permettendo, quindi un po' alla volta, e l'inverter da 1000 watt con le due ciabatte. Adesso ti spiego. L'inverter, come ti avevo già detto nell'altro video, è un strafante, è un aggeggio, una diavoleria, un trabicolo che serve a dare corrente alle prese 220, quindi la normale presa di casa che c'è qui nel camper, tramite la batteria del camper. Contemporaneamente questo sistema può far funzionare la presa 220 del camper quando il camper è collegato alla 220 in una torretta piuttosto che nella presa di un'abitazione, che cavolo ne so io. E questo è uno. Le guarnizioni esterne, perché se il camper è vecchiotto e comunque ogni 10 anni circa mi hanno detto che devono essere rifatte, quindi un giro a tutte le guarnizioni, che non ci siano infiltrazioni di nessun genere, quello è da fare. Il pavimento, l'hai visto? Il pavimento di questo colore qua è una specie di, mamma mia, color panna con quei puntini colorati, Dio signore, mi fa cascare le palle sto pavimento. Comunque verrà sostituito con lo stesso materiale che non mi ricordo mai il nome, è una specie di gomma lucida non assorbente color parquet. Li ho già visti su tantissimi camper, sembra parquet vero, è fantastico, molto bello. E dopo di quello, adesso sto leggendo che me li sono appuntati giustamente, sennò poi mi dimentico, hai capito. E il rubinetto nuovo della cucina, anche perché nella cucina alla fine non ho il rubinetto, cioè c'è una specie di tubicino di gomma che viene fuori e volevo cambiare tutto direttamente e mettere un bel rubinetto, cioè proprio completo, rubinetto nuovo completo. Anzi, magari anche quelli che si staccano tipo doccia, hai capito? Se esiste non sarebbe male quello, sarebbe comodo quando devi lavare certe pentole in un lavandino piccolo. Sta diavoleria ci vuole, se esiste, se no gli dico a qualcuno di inventarla. E il bagno, e lì è un problema perché non so, avevi visto il lavandino fa un po' da cagare, soprattutto il rubinetto che era stato anche rotto, un po' aggiustato con vetroresina e silicone, ma esteticamente fa proprio da cagare, cioè mi viene la depressione ogni volta che mi levo i denti su quel lavandino. Devo andare a vedere se lo trovo in qualche negozio che ha pezzi per camper. Il 22 gennaio, fra una decina di giorni, dovrebbe aprirne uno a Jesolo. Vado a vedere lì e quello sia da cambiare. E ovviamente anche il rubinetto che sarebbe quello che ti fa anche da doccia, quello che allunghi, lì sì c'è già. Poi, vabbè, devo riverniciare il pannello della stufa, è una cavolata, il pannello, quello di alluminio lì della stufa. E i finestroni nuovi, perché purtroppo, vedi, adesso non so com'è successo, se è colpa di quelle spazzoline che magari si sono indurite. Qua è tutto rigato, cioè vedi malino fuori, hai capito? Cioè vuoi mettere con un bel vetro nuovo, magari anche più trasparente. Questo è leggermente scurito, uno bello trasparente, ti ciucci tutto il panorama fuori, deve essere bellissimo. Sì, le tende non l'ho segnato, vabbè, perché non è tanto un lavoro ma una cosa che devo comprare quando le troverò. Mi serviranno delle tende grosse, spesse, colore tipo arancione o tipo, guarda, questo è lo stile, no? Vedi, questo divano qua, più o meno, la serie arancione, rosso, viola, quei misti lì, blu, verde, cazzo è. E idem, quindi una bella tenda qua, poi uguale anche lì, stessa cosa qui in cucina, e questa qui che adesso non la vedi perché è sempre buio,
serve a separare la zona guida dalla zona abitata. Questo perché nei vetri del furgone ovviamente insomma passano sempre spifferi, è la parte più fredda in assoluto del camper, mentre la parte abitata è ben isolata e riscaldata, quella parte lì va chiusa, c'è quella specie di obbrobrio lì blu, e quando trovo la stessa stoffa anche lì quella tenda, che altro non fai che rotolarla e nasconderla sotto il materasso, niente di particolare, di ingegnoso, è solo per una questione estetica, una questione di colore, aver tutto uguale e tutto con colori un po' più vivi insomma. E di meccanica alla fine avrei solo un contagiri che secondo me, cioè, non lo so, più che altro per quando vado in montagna, cioè non so fino a quando posso tirarlo, metti che non so il motore ha, sparo a caso, 6.000 giri, io magari arrivo a 4.000, penso già di essere al limite, capito? Non ho ancora proprio bene l'orecchio e non vorrei neanche provare a arrivare al limite insomma, quindi un contagiri secondo me ci starebbe bene, e attaccare la corda all'acceleratore, quella ce l'ho già, basta solo collegarla, nient'altro. Bene, questo era l'aggiornamento di oggi, sono un po' spento perché ho leggero un mal di testa perché mi sono svegliato tardissimo, c'è la pioggerellina, i cambi di tempo eccetera, e figurati. Vabbè dai, a parte le mie magagne, ti saluto, dai, alle prossime puntine, ciao. Buongiorno un cazzo, ho lasciato la stufa troppo alta, sono morto dal caldo e la gola secca, vaffanculo, l'ho messa a 4 e mezzo, tu fa freddo, qui c'è la neve, invece ho vissuto la mega influenza, porca miseria che bomba. A parte ciò, guarda che bello, ho preso le fodere nuove per il piumone, che ovviamente adesso non si vede un cazzo, porca troia, devo fartele vedere quando c'è la luce. Però vabbè, questo è il cuscino, che bello. L'unica cosa mi fa un po' girare i coglioni, che c'era scritto una piazza e mezzo. Sai, il camper ha una piazza e mezzo scarsa, e tu lo apri, è una piazza, cioè tutta la parte di là fuori, sarebbe a tirarglielo dietro, che butto via gli scontrini, però una roba mi dà molto fastidio, anche perché voglio dire, se devi tirare queste inculate per mantenere il prezzo basso del copripiumone, cioè metti una piazza, poi metti una piazza e mezzo che restano fuori tutti i bordi del materasso e una piazza e mezzo che copre i bordi del materasso, che a casa mia è una piazza e mezza normale, e la fai pagare un po' di più. Cioè vabbè, è un peccato, che mi piaceva anche tanto, vabbè, la tengo lo stesso, però fa girare i coglioni e vedere metà materasso fuori. Ma io direi che anche se siamo all'inizio lavori, io qua ho un hard disk da 1 tera esterno e qui un altro, io già li monterei, no? Ma sì, dai, allora cuciamoci qua. Ciao computer. Allora, io ho 2 prese libere ancora, perfetto, siamo giusti, quindi per cui ecco, guarda che tecnologie, macchina fotografica con telefonino col flash incorporato, pensa a te, che roba. Comunque uno attaccato e lo lasciamo qua per terra, più o meno a questa altezza qua. Il computer è perfetto, incastrato così, ok, ci siamo. Qua c'è una presa d'aria, fammi vedere, teniamola chiusa. Le mie super 50.000 ventole fanno freddo. Opla! Dov'è l'altro strafante? Ciao cane! E mi guarda con quella faccia, che cazzo fa questo? Passiamo anche l'altro, così ho il film, no? Eccoci qua, e l'altro, stronzone, non appenderti, l'altro per così, ok. Allora, dimmi che ci stai, dimmi, ma ti ho detto dimmi che ci stai, e non ci stai, e si stronzo, sei un po' stronzetto, però vedi che strano. Questi robi qua mi ciulla una presa. Che te devo dire? Tac.
Ok, e adesso attacco i due USB, quindi con molta calma mi infiltro dentro. Questo cazzo l'avevo già fascettato, non ci arrivi adesso, no, bisogna togliere le fascette, porca di quella miseriaccia. Questo sì ci arriva e lo mettiamo già su. Eccola, è temporaneo finché vuoi, ma perché devo privarmi degli hard disk, mica volano in giro per il camper, no? Ok, dai, basta solo rimuovere le fascette. Vamos sotto il camper. Oh. Allora, ok, quei nuovi attacchi del cazzo, devono sempre inventare 50.000 attacchi nuovi, se no non sono contenti. Uno si sveglia la mattina e dice dai che inventiamo un nuovo attacco, e gli altri sì dai inventiamo i nuovi attacchi, che bello. Ma vaffanculo. Allora, tac, ok, in più anche te ingrumati qua, non fascetto neanche perché non ha senso adesso. Quando avrò la scrivania sì, e i dischi saranno fissati sotto la scrivania a testa in giù. Ancora come non lo so, però per ora dai, stanno bene qua, non dovrebbero ricevere pedate. Aspetta che vediamo. Mi sono incastrato, Dio. Ziolata. Vabbè, questo perché ho tirato il tavolo più in qua e di là c'è molto più spazio adesso, che se no vado male col tavolo troppo distante. Vediamo dove stanno i piedi al massimo stanno qua, a vedere. Sì dai, guarda, ho studiato alla perfection. Perfetto, così inizio già a spostare i video nell'hard disk dei video. Perfetto, molto perfetto, molto perfetto. Cose alla fine se le studi bene, con calma, soprattutto con calma, vivendole ti salta sempre fuori quel qualcosina che però ti rivoluziona la vita. Cioè, stando in camper alla fine hai bisogno di corrente, non puoi sprecarne così alla cazzo, almeno credo. E quindi tutte queste piccole cosine sono importanti. Ho anche scoperto che nel camper, ora come ora, ho una sola batteria servizi, quello già lo immaginavo, è normale, è da 75, è piccolissima, una normalissima batteria per auto, anche piccola proprio, e ne metterò due da 100-110, quello sì. Aggiornamenti, ma io prima dell'influenza avevo iniziato a fare il cesso del camper, dell'abitazione qua, stava venendo molto bene. Adesso sono un po' in pausa anche perché giustamente, hai capito, fatto sta che dove lavoravo io l'azienda è andata in fallimento, ma non è tanto quello, il fatto è che avevo tante ferie a recuperare, mantenuto lì alla fine in regola, stipendio qua l'ultimo non è neanche arrivato, e per la disoccupazione ovviamente se eri in ferie non potevi chiederla, non potevi neanche trovare un altro lavoro, e quindi è un periodo un po' di stallo, insomma. Con gli ultimi risparmiati ho preso il camper e tutti gli accessori e adesso c'è un po' da penare, però insomma dai, no, ho altri 2 colloqui a breve che ho rimandato per il discorso dell'influenza e altro. Niente, sono in questa fase di stallo, di parcheggio, neanche i soldi per girare. Storie bellissime, ti riporta indietro di 20 anni, a quando eri giovane, non avevi una lira in tasca, bellissimo, dai, bello, se visto sotto quest'ottica è bello, dai, sei sempre che vivi alla giornata, no? È bello, per carità, senza debiti, senza rate, questo è uno stile di vita che ho sempre voluto mantenere e così è stato, cioè non ho pensieri, vivo sempre senza pensieri. Anche il camper alla fine l'ho preso in contanti, cioè avrei potuto prendermene uno a rate, c'erano quei camper, un'occasione di un camper non stupendo di più, una casa vera e propria a 30.000 euro, però ragazzi no,
resta anche il discorso del costo del finanziamento, cioè 9.000 euro avrei dovuto pagare per prendere a rate un camper da 30.000, cioè con 9.000 euro fai diviso 2, vengono fuori 2 di questi camper qua, c'è roba da matti, vedi dove la gente si ciuccia la vita dopo, no? Perché sembrano sempre pochi soldi, sembra sempre tutto dovuto, tutto uno standard, no? Tutto normale, e invece sto cazzo, cioè quello cos'è che ti puoi permettere alla fine? Il camper da 4.000-5.000 euro, cioè quello da 30.000, 60.000, 70.000, se te lo prendi a rate sai che comunque, anche se non tutto in un colpo, ma rinunzi a gran parte della tua vita, cioè parte della tua vita che devi spendere a lavorare per prenderti il camper, e non ha senso, non ha più senso. Il camper poi simbolo tanto di libertà, di indipendenza, e poi vai a legarti per questi debiti, ma via. Comunque dai, almeno mi sono attaccato i miei 2 hard disk, così ho tutti i miei video, ho un bel po' di film, il disco con tutti i programmi, il materiale per la grafica che mi mancava, ho tutto, sì, per quanto riguarda i dischi ora ho tutto collegato, non mi manca proprio niente, ho veramente tutto, perfetto. Sto cercando di vendere un vecchio computer che ho per prendere la GoPro, anche perché questa macchinetta sì è eccezionale, soprattutto nei primi piani dei video, è veramente fantastica, però in certe situazioni ti fa vedere troppo scuro, cioè tipo adesso magari mi vedi anche bene, però come a volte faccio i video nei camper e la gente giustamente dice ma è scuro. No, se guardi in giro non è per niente scuro, è proprio la macchinetta che in base alla luce che mette a fuoco gestisce poi tutta la luce dell'ambiente, e bisogna accontentarsi per ora, dai. Abbiamo la macchinetta da barboni. Sì, barboni, e anche la barbetta qua devo tagliarmela, è che all'inizio ho sempre odiato farmi la barba, cioè proprio non è che mi piace avere la barba lunga, è che odio farmi la barba, cioè una roba, oh mamma mia, è che adesso inizia a dare fastidio perché non essendo abituato te la puoi sentire nelle labbra piuttosto che nel naso, è un po' fastidiosa per chi non è abituato, insomma. Va bene, non è che ti devo parlare adesso della mia barba e le depilazioni varie che non faccio, via discorrendo, voglio dire. Adesso ti faccio delle ciabatte che avevo pensato di mettere nel camper. Allora, vedi, questa è quella che mi va sotto la scrivania. Vedi che ha... che bello, c'è anche l'ingrandimento, che robe di lusso. C'ha sia la tedesca che quella a 3 poli e a 2, e ha un interruttore per ogni presa, più vabbè l'interruttore generale. Quindi questa secondo me ha già 6 prese, e secondo me questa è eccezionale da essere piantata a testa in giù sotto la nuova scrivania per quanto riguarda la postazione computer. Poi per quanto riguarda invece le altre cosine, ecco, io volevo prendere anche quest'hub autoalimentato, non solo per collegare più dispositivi al futuro Surface, ma anche per il fatto che essendo autoalimentato posso mettere in carica anche a computer spento le varie cose, può essere il telefonino, il tablet, la macchina fotografica, capito? Anche questo con i pulsantini di spegnimento, e mi sembra una buona trappola, insomma. Costano un pochino, cioè per carità anche questo 27 euro, però insomma dici, una volta presa una roba buona ce l'hai. E poi questa qui per la camera da letto, perché questo qui ha 2 prese che me ne basta una per un monitor e una per il Surface, e 4 ricariche USB più che sufficienti. Io direi che questa qui mi va benissimo, questa per la zona letto dove c'è la mansarda, insomma. Eccole qua che in foto si vedono meglio le lenzuola copripiumone e il copricuscino, che però qua no.
giustamente volevo andare dentro a vedere. No, non è così 3D ancora la tecnologia. Vabbè, dai. Ascolta, dai, ti saluto da questo momento di stand-by e ci vediamo alla prossima puntina, forse sabato, farmi un giretto da qualche parte. In ogni caso perché devo fare il gas invernale, quindi devo muovermi, non so neanche quanto ne ho, non ho neanche controllato, però facendo i conti in teoria è ora di andare. Ok, dai, ciao, alla prossima, ciao ciao.